Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli di oggi. Catania, spacciatore legato, frustato e rasato per un debito di droga. Le torture subite in una stalla al villaggio Sant'Agata. 3 arresti. L'hostess morta a Vienna. La procura di Palermo apre un'indagine. Il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio. Disposta l'autopsia sul corpo della giovane donna. Bayesian, si rafforza l'idea dell'errore umano come concausa della tragedia. Per i consulenti della Procura di Termini Imerese forse lo yacht di lusso era inclinato prima della tempesta. Palermo, continuano gli episodi di aggressione nei confronti dei turisti. Un inglese è stato rapinato e picchiato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d'Orléans. Inchiesta per corruzione all'Ars, è chiusa l'indagine sull'assessore regionale Amata, si dimette il suo segretario particolare Giuseppe Martino, anche lui indagato dalla minoranza, pressing sul presidente Schifani perché si sostituisca il titolare delle deleghe al turismo. Calciomercato, da Palermo a Catania si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. Ben trovati. Torturato per un ammanco di soldi. 3 catanesi sono stati arrestati per avere legato a una sedia, picchiato, in pratica torturato un giovane all'interno di una stalla al villaggio Sant'Agata. Sentiamo Tonino De Mana. Prima il sequestro di uno smartphone, poi l'agghiacciante riscontro della violenza. 3 catanesi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa con l'accusa, in concorso tra loro, di tortura. In manette sono finiti Cristiano Rungo, 25 anni, Paolo Simone Scuderi, 36 anni ed Orazio Guerino, di 22. L'attività investigativa, avviata agli inizi di giugno, si è concentrata al villaggio Sant'Agata, dove era fiorente l'attività di spaccio. Proprio in quest'ambito i militari dell'Arma, dopo aver estrapolato il video dal cellulare di Rungo, hanno scoperto un grave episodio di cronaca risalente al 29 maggio scorso. I 3 indagati avrebbero infatti preso parte con diversi ruoli ad una brutale aggressione avvenuta in una stalla abusiva ai danni di un giovane a sua volta coinvolto nel traffico di stupefacenti. La vittima sarebbe stata legata ad una sedia e poi percossa con un frustino e a mani nude e al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Rungo, Scuderi e Guerino sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Piazza Lanza. La salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal 3° piano del suo alloggio e morta dopo giorni di agonia a Vienna, sarà questo pomeriggio a Palermo. Intanto il fidanzato sarebbe indagato per istigazione al suicidio, ma il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Palermo. Il servizio di Manlio Viola. Sarebbe indagato per istigazione al suicidio il fidanzato di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal 3° piano in un albergo a Vienna e morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale nella capitale austriaca. Per la procura locale l'inchiesta però è già chiusa, Aurora si è suicidata, ma un esposto della famiglia presentato a Palermo dall'avvocato Alberto Raffadale alla procura ha indotto i magistrati italiani ad aprire un'inchiesta. La salma giungerà domani pomeriggio in Sicilia e la procura ha disposto che venga svolta un'autopsia, esame che la magistratura austriaca ha negato proprio perché considera il caso già chiuso. L'autopsia è un atto irripetibile e come tale va svolto con tutte le tutele di legge, per questo la procura avrebbe inviato l'avviso di garanzia che però il giovane presunto indagato non ha ancora ricevuto. L'avviso serve a metterlo nelle condizioni di nominare un medico legale perito di parte, non altro. Dopo l'autopsia che si svolgerà al Policlinico di Palermo, l'incartamento passerà alla procura di Roma, competente per gli eventi che riguardano gli italiani occorsi all'estero. Saranno i magistrati capitolini a decidere come e se procedere. Alla vicenda del Bayesian, per i consulenti della Procura di Termini Imerese, probabilmente il veliero era già inclinato prima della fase della tempesta. In questo modo si rafforza l'idea dell'errore umano appunto come concausa. Il servizio. Si sono conclusi i primi rilievi sul Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto al largo di Porticello, che si trova dal 20 giugno nel porto di Termini Imerese. Nel naufragio morirono il magnate Mike Lynch, sua figlia Anna, i coniugi Bloomer, i coniugi Morvillo e il cuoco Thomas. Secondo i primi risultati dei tecnici della Procura di Termini Imerese, lo scafo dell'imbarcazione la notte del naufragio sarebbe stato inclinato di 15 gradi e ancor prima della tempesta che si abbatté
abbatté sulla zona. L'acqua era entrata nel veliero. Il momento raddrizzante e la stabilità in allagamento erano già compromessi prima della tempesta, dicono i consulenti. Il maltempo dunque sarebbe stato una concausa dell'affondamento del veliero, il cui scafo non ha falle. Se l'equipaggio avesse seguito i protocolli standard, dunque, l'affondamento sarebbe stato alquanto improbabile, spiegano gli investigatori. Una conferma dell'ipotesi formulata dalla Procura di Termini Imerese, dunque, che parlò di un'incredibile catena di errori umani. A Palermo continuano gli episodi di aggressione nei confronti dei turisti. Questa volta è toccato a un inglese che è stato rapinato e picchiato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d'Orlean. Marco Gullà. Ancora aggressioni, ancora violenza a Palermo nei confronti dei turisti. L'ultimo episodio in ordine di tempo lo scorso 3 luglio alle 5 del mattino. Un turista inglese è stato picchiato e rapinato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d'Orleans. In 2 lo hanno aggredito mentre stava prendendo il treno per raggiungere la stazione centrale. I rapinatori lo hanno inseguito per strada da via Mongitore, dove alloggiava, e una volta nei pressi dell'ingresso della stazione Palazzo Reale d'Orleans gli hanno portato via la borsa e lo hanno colpito al volto, al torace e all'addome con calci e pugni. La prognosi è di 30 giorni per un trauma cranico e 2 costole rotte. Benjamin Sharar, questo è il suo nome, è direttore di una galleria d'arte a Londra specializzata in arte bizantina ed era in vacanza a Palermo per conoscere da vicino i mosaici normanni, una vacanza che si è trasformata in un incubo. L'aggressione è ora al vaglio delle forze dell'ordine. La denuncia per rapina è stata formalizzata il giorno stesso al commissariato Portanuova. Intanto sono in corso le indagini per individuare i responsabili, che il turista inglese ha dettagliatamente descritto sia nell'abbigliamento che nei tratti somatici, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona. Il rogo di Augusta, lo sconforto dei lavoratori dell'Ecomac. Intanto i vigili del fuoco continuano gli interventi di spegnimento e bonifica, si attendono ancora i risultati dell'ARPA sull'eventuale presenza di diossina nell'aria. Ma sentiamo il servizio di Francesco Aloi. Sì, fa molto male. È da sabato che siamo qua. Stiamo facendo una verifica dei danni che ci sono stati. Quante famiglie vivevano con questa azienda? Ci sono 60 famiglie che lavorano in questa azienda, compreso le nostre. Sotto gli occhiali da sole lo sguardo affranto di uno dei soci di Ecomac. Durante l'intervista trattiene le lacrime perché qui l'incendio ha devastato tutto e oltre al danno la beffa. Non abbiamo assicurazione incendi, quindi questo è un danno che dovremmo risolvere con le nostre forze. Complice il forte caldo, i rifiuti, soprattutto plastica, continuano a bruciare. I vigili del fuoco con la protezione civile lavorano senza sosta. In azione anche le ruspe. Questa operazione prevede l'attività di cosiddetto smassamento, quindi dobbiamo in qualche modo erodere un po' queste masse con dei mezzi di movimento terra e quindi spegnere in maniera minuta tutto il materiale che viene praticamente sganciato. C'è allarme diossina? Beh, diciamo, parlando di plastica non si può escludere la presenza di diossina. Si attendono i dati ufficiali dell'ARPA. Nel frattempo, in via precauzionale, i sindaci di Augusta, Melilli e Lentini invitano tutti a restare a casa, con le ordinanze di rifugio al chiuso. L'assessore regionale all'energia Francesco Coglianni ha definito l'incendio inaccettabile e chiede al governo nazionale di intervenire con regole più severe. Nelle prossime settimane, proprio ad Augusta, si riunirà la 4ª commissione parlamentare regionale. E adesso ci occupiamo della politica, in particolare però della giudiziaria collegata ovviamente a questa indagine che sta sconvolgendo l'ARS. Ci riferiamo all'inchiesta che coinvolge il presidente Galvagno. Intanto, notizia di ieri, è arrivato l'avviso di conclusione indagini per Elvira Amata, per l'assessore al turismo, e nella stessa giornata, nel pomeriggio di ieri, si è dimesso il suo segretario particolare. Riassumiamo nella vicenda, nel servizio che segue.
Si è dimesso Giuseppe Martino, segretario particolare dell'assessore regionale al turismo in Sicilia Elvira Mata, che ieri ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini dalla Procura di Palermo per corruzione nell'esercizio della funzione. Martino, che aveva assunto l'incarico il 15 gennaio scorso, è tra gli indagati, sempre per corruzione, nella medesima inchiesta che, seppur in un filone parallelo, vede coinvolto il presidente dell'Ars Galvagno. Non si è fatto comunque attendere il commento dell'assessore Elvira Mata dopo l'atto di ieri. Prendendo doverosamente e rispettosamente atto dell'iniziativa della Procura, l'assessore al turismo ribadisce la sua estraneità a qualsivoglia contegno penalmente rilevante, confidando, si legge, di poter al più presto chiarire a chi di dovere la mia posizione. Resta da attendere se alla luce dell'ultimo evento la Amata deciderà per il famigerato passo indietro negato fino al giorno prima, quando si era detta impegnata solo a dimostrare la sua totale onestà di comportamento e quando il presidente Schifani aveva smentito di aver chiesto le sue dimissioni. E di fatto potrebbero arrivare anche altre decisioni di carattere politico mosse dal partito di Fratelli d'Italia da Roma, mentre dopo la conclusione indagini si agita anche la minoranza, l'Ars con De Luca dei 5 Stelle che invoca Schifani perché cominci a pensare subito a chi affidare la delega al turismo. Ora l'assessore potrà chiedere di essere sentita dai magistrati oppure presentare una memoria difensiva per la quale avrà 20 giorni di tempo. L'inchiesta per corruzione che sta scuotendo l'Ars non ferma l'attività del governo Schifani. Il presidente della regione è concentrato sulla manovra finanziaria Ter, che dovrebbe essere approvata in giunta la prossima settimana. Citato in giudizio per danno erariale l'ex vescovo di Trapani Francesco Micci, che con lui anche la diocesi di Trapani, fissata la data dell'udienza per il 17 dicembre prossimo. Laura Spanò. Citazione in giudizio per l'ex vescovo di Trapani Francesco Miccichè per la diocesi di Trapani per un presunto danno erariale di 403.000 euro ai danni del Ministero dell'Economia e Finanze, fissata per il prossimo 17 dicembre dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana, Anna Luisa Carra, la data dell'udienza. La vicenda ruota attorno al processo penale in cui l'ex vescovo era accusato di peculato per avere distratto fondi provenienti dall'8 per 1000 destinati all'attività della diocesi trapanese. Per la procura Miccichè avrebbe dirottato oltre 400.000 euro su un conto corrente della diocesi che gestiva discrezionalmente e senza obblighi di rendicontazione. In primo grado Miccichè era stato assolto per alcuni capi di imputazione e altri erano stati invece dichiarati prescritti. I PM avevano chiesto la condanna del vescovo a 4 anni e 6 mesi. La chiusura del processo penale non ha evitato però l'azione contabile. L'utilizzo dei fondi dell'8 per 1000 deve avvenire perseguendo determinati obiettivi tassativamente nucleati dal legislatore, così si legge nell'atto di citazione. Altre finalità estranee ai fini di carattere pubblicistico individuate dal legislatore sono incompatibili con il dettato normativo. In tale ambito va inquadrato il comportamento tenuto dall'ex vescovo, dolosamente preordinato a sottrarre risorse dell'8 per 1000 dalle finalità a cui erano predestinate per appropriarsene a beneficio suo e dei propri familiari. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo e torniamo tra poco per parlarvi della situazione davvero drammatica dei lavoratori dell'Oda di Catania. Tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, frustrazione e delusione nel sit-in davanti all'Arcivescovado di Catania dei dipendenti dell'Oda, l'opera diocesana di assistenza senza stipendio da mesi. Sentiamo. 188 è il numero di emergenza dei lavoratori dell'Oda. Non risponderà nessuno al numero di emergenza Oda. Il cartello 188 indica solo i giorni senza retribuzione. Dopo le promesse, gli annunci e il saldo di 2 mensilità, gli stipendi arretrati sono nuovamente saliti a 6, lasciando nello sconforto i lavoratori che ogni giorno prestano servizi essenziali come assistenza, terapia e supporto a persone con disabilità. Mattinata calda sotto l'Arcivescovato di Catania, dove si sono radunati sindacati e lavoratori. Vergogna! 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 Slogan, fischi e tanta delusione.
soldi quando? Questo è il grosso quesito. E Loda non è più commissariata, si è insediato un nuovo presidente che in realtà è l'ex commissario, avvocato Landi, con un CDA, i quali ci dicono che c'è un piano di risanamento che forse avrebbe la sua attuazione a fine anno, ma nel frattempo è impossibile rimanere a 6 stipendi dietro, a 6 stipendi che potrebbero anche aumentare. Si vive male, si vive con la bontà dei parenti e degli amici, dei conoscenti, chiedendo, si può dire, l'elemosina, anche per andare a lavorare, perché tu non hai più i soldi né per mettere la benzina né per fare la spesa. Alla nostra utenza viene garantito il rispetto, il lavoro, la professionalità, la presenza, la quotidianità, viene garantito tutto. Siamo noi quelli che soffriamo, ma i nostri ragazzi no. Mentre continuano le interlocuzioni con la prefettura di Catania per cercare di trovare una soluzione e soprattutto i soldi per saldare gli stipendi arretrati. Adesso lo spettacolo. A 29 anni dalla sua scomparsa, Comiso celebra lo scrittore Gesualdo Bufalino. In occasione del Festival culturale L'ingegnere di Babele, sul palco lo spettacolo Diceria dell'untore, il servizio di Veronica Barbarino. La guerra è finita, la morte aleggia, ma la vita, ostinatamente, resiste nelle ombre di un sanatorio. È l'intima autobiografia di Gesualdo Bufalino in Diceria dell'untore, adattata al teatro e messa in scena a Comiso in occasione del Festival culturale L'ingegnere di Babele, dedicato allo scrittore comisano. Una persona, non vedendo altro che una faccia, la stessa davanti a me. Nell'opera Bufalino intreccia autobiografia e finzione, raccontando la propria esperienza nel sanatorio della Rocca a Palermo, dove entrò nel 1946, a un anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli fu diagnosticata una grave tubercolosi. Sarà l'amore per una giovane donna malata terminale e dal passato misterioso a farlo tornare poco alla volta alla vita. La dicotomia della vita, l'ombra della morte. Io mi sono concentrato più su questo aspetto, che è quello che più mi ha colpito, ovvero l'amore vissuto all'interno della malattia, che la trovo una cosa meravigliosa, è un tema anche poco inflazionato, molto poco mainstream di questi tempi. Il protagonista, come in un dormiveglia, racconta con paura e speranza i giorni trascorsi assieme agli altri malati, con cui condivide incubi e pensieri. Preferirei farne a meno anch'io, stare bene, essere con te una coppia qualunque su una panchina della Favorita. Questo, professore, non si può. Uno spettacolo che tocca corde profonde, omaggia il potere immortale della parola e la capacità unica del teatro di sfidare l'oblio, trasformando il palco in uno spazio di riflessione collettiva. Ancora una pausa e poi il calciomercato. A tra poco. E siamo al calcio con il calciomercato. Da Palermo a Catania si cerca di stringere, di ufficializzare le trattative di giocatori sui quali c'è già un accordo, ma ci fa il punto Francesco Triolo. In attesa delle ufficialità, quelle che mancano per il ritorno a Palermo di Elia, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Spezia per la fascia destra, e l'arrivo di Augello dal Cagliari per la sinistra. Quindi il direttore sportivo Osti può concentrarsi su altri reparti. In mezzo Marcandalli, Giorgini e Cistana, e spunta anche l'ipotesi Federico Barba, che Inzaghi ha allenato al Benevento e che si è svincolato dagli svizzeri del Sion. Gli occhi del Catania invece sono tutti rivolti in Romagna. Il tecnico Mimmo Toscano vorrebbe portare in Sicilia alcuni dei suoi ex giocatori del Cesena, che con lui ha vinto la Serie C. Intanto il difensore Simone Pieraccini, la trattativa è a buon punto. Il difensore, classe 2004, non ha trovato lo spazio in cui sperava in Serie B e quindi ha deciso di andare via. Dovrebbe arrivare in rossazzurro in prestito. A Cesena inoltre danno per scontato anche l'addio a sinistra di Daniele Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2026, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Catania. A Trapani, dopo la sfilza di acquisti, è saltato quello di De Beers dalla Ternana. Le parti pure erano vicine. Va via, dopo aver prolungato il contratto, Diego Zuppel. L'attaccante si trasferisce in prestito al Guidonia.
E prima di fermarci per i saluti, un occhio alle agenzie. Un tamponamento fra 2 camion e 2 auto ha paralizzato il traffico sulla autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. Si sono formate lunghe code. Il tamponamento si è verificato dopo lo svincolo di Villabate. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale, gli operai dell'ANAS e i mezzi di soccorso per cercare di liberare l'autostrada. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi do appuntamento alle 14 per il prossimo spazio dedicato all'informazione su questa rete, ma vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata oggi da Orazio Longo. A tutti una buona giornata.